Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, come Don Veneziano. Allora Fiori, siamo su Motorsport Manager, siamo alla quarta tappa del mondiale a Tondela, Portugal. Ragazzi, sarà una gara intensa, non ho fatto grandi cambiamenti, sto solo migliorando sempre di più i freni e il motore per renderli più affidabili. E ho guardato un po' di piloti per capire, c'è la Amanda Cavalcanti, che è una ventenne brasiliana che mi ispira molto, sia sessualmente che a livello di prestazioni. Vediamo se il prossimo anno riusciamo a portarla nella nostra scuderia. E allora, tempo previsto sereno, sereno, ma sappiamo che il nostro meteo fa cagare. Accelerazione, curve a bassa velocità cruciale, velocità massima utile. Gomme disponibili super soft, soft, intermedie e wet, rabagnato. Consumo e gomme alto, carburante medio. 32 giri, quindi ragazzi, con le gomme ho un'idea, vediamo. Sicuramente probabilmente partirò con le soft perché devo capire un po' l'ambaradan. Il carburante è meglio, quindi comunque sarà molto molto dura. Come selezione sponsor ho scelto sempre quella centrale, ottavo superiore, che insomma possiamo raggiungerlo. Allora ragazzi, siamo qua. E abbiamo Sergio Antonov, assetto di gara aumento prestazione 10%, sbloccato e come morbido aumento prestazione 5%. Assetto gara più 10 per la Vananen, piede leggero come medio, lo sappiamo. La Vananen ha questa qualità, il puttanone. La setup della vettura, purtroppo benissimo nelle prime due, però male. Allora, vediamo di migliorare un po' la velocità, proprio ci sta dando dei problemi. Ok, io proviamo a tenerla così a questo punto, teniamola a metà e speriamo. Con le super soft ha fatto non tanto di più, sinceramente. Quindi io direi di partire. Partiamo con le morbide. Ok, carburante chiaramente a cannone, ricordiamo che qua le gomme si consumano tanto e il carburante medio. Ok. Cambia assetto, mentre il nostro puttanone... Allora, vediamo un attimo. Il carico aerodinamico è perfetto. Vedi, dobbiamo... Proviamo così. Lei invece è molto meglio con le soft. Molto, molto. Però c'è anche da dire che avevo completamente cannato con le... Anche qua sfruttiamo il fatto che comunque... andiamo di... Provo tutte e due le morbide, sinceramente. Cioè, perché comunque voglio capire nel primo giro, nei primi giri, quant'è realmente il consumo. Ok. Benissimo. Strategia pilota. Allora. Io devo fare massimo e alto per il primo giro e dopo chiaramente, dopo la bagarre iniziale, rallentare. Vai Fio che si va. Quarta gara. Vai cazzo che come ci ha portato già a casa una vittoria. Vai. Vai Fioi. Vai Fioi. Tantissimi con le super soft. Noni 14esimi, partiamo noi. Vediamo un po'. Speriamo che la strategia sia buona. Mamma mia che bagar signori, che bagar. Antonov è un po' imbottigliato. Male. Decimi, 18esimi. Proviamo a stare così intanto. Voglio fare una prima parte non aggressiva. Però siamo 19esimi e 15esimi. Però tutti hanno le super soft, quindi presto andranno nei box. Antonov 18esimo. Vananen 16. Non è all'inizio che dobbiamo attaccare, Fioi. Questa è la mia come si dice, è la mia strategia. Tanti sono già ai box.
Vediamo. Vediamo se ha ragione il Cume, signori. 13° Antonov comunque. Antonov in ripresa. Si parte piano, ragazzi, si parte piano. La Vananen è un po' più in difficoltà. Siamo comunque ancora tutti abbastanza vicini. Evans ai box. Dai Antonov, dai Antonov. Antonov è 12°. Però stiamo tenendo abbastanza bene le gomme per il momento e anche il carburante. Questo è quello che mi interessa nella prima parte. La Vananen è 15°. Per il momento strategie uguali. Vediamo se ha ragione Fiori. Antonov comunque mantiene un buon ritmo comunque costante. Antonov e nono, Vananen 15°. Adesso nel prossimo stint alla Vananen diamo le super soft, Antonov mantiene le soft. Bravo, va benissimo Antonov, mi va benissimo così. Adesso possiamo spingere per gli ultimi giri con tutti e due. Adesso è il momento di spingere. Aumenta il ritmo, aumentatelo ragazzi, spacchiamo i culi Fiori. Bravo Antonov, bravo. Molto bene, secondo Antonov, sesta la Vananen. Dai Antonov, dai. E adesso andiamo al massimo e massimo. Massimo e massimo. Ok. Pit stop per la Vananen. E con la Vananen proviamo, rischiamo. Ok, 10 giri. Strategia pit stop. Io non capisco sti riflessi, ste robe, perché ho ste robe qua. Tutto bene, ok. Adesso la Vananen può andare ai box. Antonov è secondo. Voglio cambiare le gomme adesso. Con calma. La Vananen ai box o no? Ok. E adesso pit stop. Teniamo ancora le soft. Carburante. Sempre al massimo. Strategia. Bilanciata. Vai. Vediamo la Vananen come esce fuori dai box. La Vananen è non benissimo. 13° la Vananen. 13°. Mettiamo al massimo e media. Per il momento. Antonov è secondo ma non può durare chiaramente. Antonov è primo. Dai Antonov velocemente. Media media. Antonov settimo. Sesto Antonov. Sesto Antonov, no good, no good. Cioè, no, not bad, scusate ragazzi, un panico comendiano. Antonov è sesto, siamo in pieno obiettivo scuderia. Va benissimo per il momento. La Vananen è un po' in crisi. Problemi con la Cavalcanti. La Vananen è l'unica con le super soft, ragazzi. A sto punto attacchiamo al cannone perché se la strategia non va devono rimettere subito. Lo so, si consumano tanto. Antonov sempre sesto per il momento. Anzi sta prendendo una posizione, settimo Antonov. Ai ai ai. Beh, Antonov. Vai. Aumentiamo un po' il ritmo con Antonov. La Vananen è decima. Dai Antonov, questo può essere... Dai Antonov, bravo Antonov. Molto bene Antonov, molto bene. Cambio marcia, problemi ma per il momento ignoriamo. Le gomme sono molto usurate, 14 giri su 32.
Sesto Antonov, le gomme ancora ci sono. Bravo Antonino. La Vanane deve andare ai box. Siamo al 15°. Ok. Carburante. Per 12 giri. Pit stop. Ok. E andiamo. E sarà doppia strategia neutrale. Antonov è quarto. Vai piccolo Antonov, vai piccolo Antonov. Antonov quarto, sarà Vananen, deve assolutamente tenere, devo fare un bel po' di, devo far fare un po' di giri a ritmo basso per poi attaccare alla fine per non fargli fare più soste. Vediamo se è possibile. Quinto Antonov. Antonov non ha un gran ritmo, Antonov. Vai Antonov, adesso puoi attaccare. Sì, lo so che consuma le stelle Antonov, ma va bene così. La Vananen è 17ª, non bene la Vananen. Antonov è quarto. Neutrale, media, Antonov deve tenermi ancora un po' le gomme. Dobbiamo ritardare il più possibile la sosta. Comunque sono le soft le gomme di gara, c'è poco da fare. Terzo posto e senza traffico. Tieni duro vecchio mio, tieni duro. Antonov è sempre terzo. Vediamo la condizione della monoposto. Per il momento c'è, ma stiamo buoni. Banana in 16ª. 14 giri alla fine. Problemi con le gomme, lo so, ma devi ancora resistere, vecchio mio. Adesso puoi dare tutto. Antonov terzo. Banana in 15ª. Tra un po' ci sarà la sosta. Mancano 12 giri. Pit stop, fioi. Pit stop, carburante. Per 13 giri ce la facciamo, ce la possiamo. Guarda, ecco ragazzi, perché ho sti problemi? Cioè, spiegatelo se anche voi queste robe, tutti sti flash così mi danno un fastidio devastante. Qua ci siamo, insomma le sospensioni non tantissimo. Ok. Ok. La Vananen, attenzione, problema per la Vananen. Ai ai ai. Problema terza marcia, non bene, sì. Dobbiamo andare ai box. Possiamo finire la gara. Condizioni e componenti li sistemiamo. Vabbè. Purtroppo per la Vananen la gara si chiude qua. Nessun ritiro comunque, finora. Dai Vananen, dai Vananen. Mamma mia, Antonov è settimo. Per il momento lasciamolo settimo. Antonov deve assolutamente tenere le gomme. Migliore che bandiera blu per la Vananen, che è sprofondata al penultimo posto. Antonov settimo, tranquillo. Cioè, quello che devo fare è mantenere... Ho carburanti in eccesso e mi va bene per il momento. Devono tenere anche le gomme. 10 laps. Sesto Antonov. La Vananen 19ª. Ormai ha chiuso la Vananen purtroppo. Ritmo un po' così. 9 giri alla fine. Adesso devo accumulare soldi ragazzi. Quest'anno non posso vincere il mondiale. Devo fare piazzamenti. Quinto Antonov. Attenzione, qua ci supera veramente bene. Porca troia, torniamo sesti. Torniamo sesti. Proviamo ad andare al massimo. E vediamo se ce la possiamo fare.
8 giri alla fine. Il consumo è eccessivo, lo so, ma non puoi farci niente, Vananen. È così. Dai, dai, Antonov. Niente, Antonov addirittura perde. Settimo Antonov, signori. Ai ai ai, Antonov sprofonda il settimo posto, Vananen in 18esima. Adesso Antonov è quinto per le soste, però hanno le super soft gli altri. Dobbiamo capire cosa fare se andiamo ai box. È veramente scelta difficile. Antonov quarto. Cavalcanti fa il record nel settore. La Vanana in 17esima. A sto punto rischiamo con la Vanana. Voglio provare. Opzione carburante. Va bene così. Ok. E proviamo veloce. Con la Vanana si rischia. Antonov è quarto per il momento. E adesso può spingere molto bene. A cannone Vananen. A cannone. Antonov è quarto. Però le gomme sono in grave difficoltà, eh. In risparmio. Antonov deve andare in risparmio adesso. Ai ai ai. Antonov in risparmio. Settimo Antonov. Tieni duro. Vananen 18esima. La Vananen deve tirare come una prostitutina. Le gomme si stanno usurando, lo so. Antonov è quarto. Mancano 3 giri. La dobbiamo rischiare. Ti prego Antonov, rischiala. Attenzione ai problemi per Antonov. Alle sospensioni, non bene. Ai ai ai. Ignora, ti prego Antonov, tieni duro vecchio mio. Banana 17esima. Il buon Antonov è quarto, ma siamo messi male, le gomme non ci sono più, non posso andare ai box. Non posso fare niente Antonov, non posso fare un cazzo. Ti prego Antonov, tieni duro, almeno ottavi. Dobbiamo ancora consumare di più, mamma mia, quanto stiamo rischiando. Antonov terzo, ma non può finire terzo Antonov. Ultimo giro, basterebbe l'ottavo posto. La Vanana 17esima, Antonov è terzo ancora per poco, devo assolutamente tenere il carburante e scusatemi le gomme. Antonov ancora terzo per miracolo. Vai Anto, tieni duro Antonov, tieni duro Antonov, non ce la fa proprio all'ultimo, peccato. Antonov arriva quinto. No, sesto forse, no, quinto. La Vanana in 17esima invece. La Vanana in 17esima, doppiata. Vabbè, pazienza. Peccato, però nessun ritiro. Beh, gara tranquilla. Quinto posto per Antonov che ci dà comunque buoni soldini. Obiettivo raggiunto. Non male, non male. L'unico problema è che non capisco perché quando sono nel menu di cambiare le cose tutti quei riflessi fastidiosissimi. Eccoli qua, ragazzi, se potete aiutarmi perché mi dà proprio fastidio. Ok. Controllo auto. Ok. Antonov è quinto. No, quinto qua non è la totale. Siamo sesti a 55 punti. La Vananen 31. Scuderia. Siamo al quinto posto e questo è molto molto buono. Perfetto. No, dobbiamo assolutamente togliere ste robe, però è perché non capisco il perché ho sti problemi con sti flash che ho quando sono nel menu. Bravi, vedi qua no, solo quando sono in gara. Dai che il morale sale, il morale sale. Antonov è veramente forte, però. Bene, bene. Soldini che arrivano. Benissimo. Molto molto good, raga.
Molto molto good. Sesto posto per Antonov con 55 punti. Comunque già che è forte, non è che sei proprio in fuga, è che purtroppo non siamo sempre continui. Nella scuderia e nella costruttori sarebbe bello arrivare terzi, ma la vedo molto molto dura. Accontentiamoci, non esageriamo. Salvataggio. Posta. Benissimo. Molto bene. Sabado distrugge gli avversari. Complimenti a te. Non sento che non mi sento. La Vanane non si sente a suo agio, sinceramente. Fotte sega. Raga, sotto il comandone veneziano la scuderia c'è. Ci siamo, ci saranno nuovi aggiornamenti, vediamo un po' cosa aggiornare. Vediamo il cruciale, il motore per il Gran Premio sarà tipo Spa delle Ardenne. Quindi vediamo di sistemare molto molto bene il motore. Raga, sotto il comandone veneziano. Ciao!